se Toccio e i monti de Poenta. Oh mamma che tocciada, oh mamma che tocciada. Eccoci di nuovo qui al parcheggio. Sono passate circa 8 ore e mezza dall'inizio del nostro giro. Abbiamo fatto un giro di circa 66 km circa. Siamo partiti appunto da questo parcheggio che si trova a 3 km da Imer. Siamo saliti su dietro Imer, dietro Mezzano, dietro Transacqua, per dopo finire sul lago di... Dai Daniela. Lago di... Che memoria che avevo. Mi ricordo che andiamo a mangiare pesce, Daniela. Ve lo dico subito. Calaita. Siamo andati a finire sul lago di Calaita. Dal lago di Calaita siamo scesi a San Martino di Castrozza, dove c'è anche la parte del bike park, esattamente la strada che porta su a Malgacès. Da lì siamo ritornati verso il centro di San Martino di Castrozza e siamo scesi, abbiamo fatto la ciclabile, porta da Imer fino a San Martino, e noi l'abbiamo fatta praticamente in discesa, facendo un bellissimo ponte tibetano, bellissimi prati. Il torrente è stata una manna dal cielo, ci siamo bagnati e ci siamo rigenerati nell'ultimo minuto. Vi consiglio sempre una bike, in questo caso io con la mia bici con la batteria 320 l'ho praticamente consumata tutta, mi sono rimaste 3 tacche, praticamente l'ho finita, mentre con l'Orbea Ride sono state usate 3 tacchette su 5, quindi siamo soddisfatti della giornata. Il percorso, che era un percorso fatto a caso, è veramente stupendo, non è impegnativo, l'unica cosa è portarsi tanta acqua. Noi abbiamo consumato 2 borracce grandi da quasi 700 ml più 1 litro a testa di acqua, però siamo arrivati proprio con l'acqua giusta perché oggi era caldo. Abbiamo fatto anche rifornimento. Abbiamo fatto anche il rifornimento, e però quando abbiamo cominciato a salire in mezzo, diciamo dopo i paesini, non abbiamo più trovato fontane fin quando non siamo arrivati a San Martino. Il video vi piacerà, possiate supportare il canale mettendovi un mi piace oppure iscrivendovi o condividendo il video, e basta. Spero di fare altri contenuti, di fare altri bei giri, perché questo è il nostro interesse, far bei giri, magari proporli a qualcuno che magari li va a fare con amici o con famiglia. Ecco qui la partenza della pista di ciclabile di Imer. Eccola qua, 30 km dal Passo Rolle, 3 km da Imer. Abbiamo passato Imer, adesso siamo a Mezzano di Orta, guardate che paesaggio. Per il momento salite praticamente da fare a motore spento, ciclabili che si possono fare con tutte le biciclette, e panorami sulle vette di San Martino di Castrozza. Sempre fontane lungo il percorso fino adesso, in
6 km abbiamo trovato 3 fontane. Bello. Laggiù abbiamo Piera di Primiero. Daniela, ci compriamo una casetta qui? Sì. Penso che sia uno dei posti più belli. È la proposta migliore che tu possa fare. Era un porcino per mio papà. Ecco, diciamo, se fin per questo momento il percorso era da gravel, adesso cominciamo a fare un sterrato un po' sempre semplice, però vediamo come continuerà, se è un percorso che si potrà fare o no anche con la bici da gravel. È veramente curato, eh? Gente che ha passione del posto, ovviamente anche un posto così d'estate viene sicuramente sfruttato perché è un paradiso, cavolo. Guardate la volta che siamo andati di nozze, Guarda il bravo signore là che sta tagliando l'erba il giorno prima di Ferragosto. Qua c'è un po' un burrone, mi metto un po' di qua. Ecco il primo ponte di oggi, il vero primo ponte di oggi. Guarda che bel scivolo qua, da far con la neve. che roba. Siamo in mezzo al bosco. Le 263, quello di prima. Continuare il percorso del 2263 al cospetto del Pale di San Martino di Castrozza. Vi consiglio vivamente un'assistita perché le salite sono del 20% in su, almeno sull'ultimo tratto qui. Bello qua. Certo. Una bella salitina. Eccoci qua. Guardate, state guardate qua. Troppo spegno. Guarda che spettacolo. Guarda che razza di natura che abbiamo. Spettacolo proprio. Un giro fatto a caso è diventato un giro spettacolare perché comunque è un giro da fare
assolutamente in via ammortizzata per chi è allenato e in full electric chi vuole morire un po' meno. Allora no, sulla Orbea di Dani si è appena spenta un'attacca di 5, mentre io sono al 61% e abbiamo fatto 15 km e 700 metri di elevazione, quindi io devo stare un attimo attento con la batteria, perché se devo fare 1600 ho paura di rimanere a secco oggi. Oh, aspetta che mangiamo qualche... come si chiamano questi? Lamponi? I lamponi. Dai, mangia prima tu, che se sono avvelenati almeno io resto vivo. Sono buoni? Cavolo, se sono buoni. Ah, cavolo, se sono buoni. E allora moriremo in 2 per i lamponi. Sta attenta, o tenere col motor con potenza, se la scende, se no Ok. che fa il pero. Non neanche dove la sera. Gestisci sempre tutto in trail, perché ho paura che il tempo sia troppo. Allora, io sono sempre in trail. Adesso che abbiamo fatto la salitina ho messo il boost. Sì, no, però dopo sta attenta se c'è un passaggio in scesa, spegnilo, però Sì. se non pensate alla bicicletta. Ok. Però in teoria se non pedalo... No, va bene attaccare in salita, è importante che gestisci la bicicletta. Sì, sì, lo devo... Certo. Quella qua è una parte talmente tecnica. No, qua scendo. È difficile farla in discesa. Boh, questo Qua è scendo. Cioè, ci vai a sbattere coi piedi, eh. Ci vai a sbattere qua coi piedi. Cazzo. Bellissimo, ma vai proprio a filo. Dio santo. No, no, qui i pedali vado a sbattere, non ci passo. Ah sì. Preferisco non rischiare. Ma te devi prendere la larga, quindi... Braccia? Cazzo. Ah, è chiuso qua.
No, no, beh, Dai che c'è corrente. appunto, scendo. Oh signore. Vuoi? Se vuoi tu qua è un mezzo vuoi. Che bello. Oh, che bello. Tutto rosa lì in fondo. Guarda che storia. Lago di Calaita. Cosa facciamo? Mangiamo qua o mangiamo a San Martino? Non vuoi? Che figata! Che forte! Hai fatto un po' di scassone? Tutto. Sì, dai, Guarda che bello giù. bello. Peccato tutti quegli alberi sofferenti. No. È il velo della Madonna. Caffè Col, le pale di San Martino. Daniela, vai Daniela, buona la prima. Wow! Bello, sì. Bello. Guarda che bel barboncino. Poi il pump track di San Martino di Castrozza. Ah no, è un mini golf. Queste qua si fanno.
Uh. Corri Daniela, passami via, sennò fai solo che più fatica. Praticamente, vieni qua vicino, siamo circondati dalle montagne e siamo quasi alla fine del nostro giro, che per il momento è stato bellissimo, a parte la mia batteria che adesso è finita e basta. L'ultimo trattino in salita e dopo si scende. Sentite il silenzio che c'è qua. Troppo bello. Bella e seducente, è solo mia, sempre più attraente, non resisto e così sia. Con quella sua linea essenziale ed elegante, possederla un'esperienza intensa ed esaltante. Da quando l'ho incontrata non sono più lo stesso, la mia vita è migliorata, non sono mai depresso. Ogni santo giorno ho una gran voglia di saltare con un balzo in sella e cominciare a pedalare. Come vero endurista non possiamo non passare per le scorciatoie. Con la sua meccanica semplice e perfetta, vola 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 sulla bicicletta. Con la bandierina, lo specchietto e la trombetta, vola 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 sulla bicicletta. Se ne va a fare la spesa col triciclo la vecchietta, vola 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 sulla bicicletta. Con il campanello, col cestino e la pompetta, vola 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 sulla bicicletta. Vola sopra il traffico, vola sullo smog, risparmio la benzina, mi diverto e faccio sport. Questa è la mia droga, non ne posso fare a meno. È come un bike park, solo che l'ascolta. Ecco, qua te puoi imparare a fare il nose press, Daniela. Qua te puoi imparare a fare il nose press come che mi ha insegnato Cis. Avete capito? No, il piede per terra, mai il piede per terra in bici. Dai, dai. Adesso ti può vedere il nose press. Ah sì, meglio di no. Oggi la testa qua. Piano qua, frena per bene. Wow! Guarda che bello il ponte che dobbiamo fare. No, no, lo sapevo. Non me l'hai detto. Vai su che facciamo la foto. Non me l'hai detto. Non te l'ho detto, no. Adesso se vuoi torni a San Martino e fai tutto il giro tu che hai la batteria. Dai, dai. Vai, vai. Vai, vai.
Cazzo, sono un bel ponte tibetano questo. Non te l'hai neanche accorto di averlo fatto. Guardi, calato sul città di sotto. Trails. Vai Daniela, c'è lo Skill Trails. Il saltino. Che figata. Chi era il primiero? Sì, penso di sì. Che bello. Ah, sono quelli che fanno la musica questi? Eh? Col vento.
Sì. Che bello. Beh. Spero che il video vi piacerà, spero che possiate supportare il canale mettendovi un mi piace oppure iscrivendovi o condividendo il video e basta, spero di fare altri contenuti, di fare altri bei giri perché questo è il nostro interesse, far bei giri, magari proporli a qualcuno che magari li va a fare con amici o con famiglia. Buona giornata a tutti, alla prossima! Alla prossima, ciao!